Ale, sei pronto a farti un viaggio nella preistoria per la precisione nel Neolitico? Assolutamente sì, guarda, i capelli lunghi ce li ho già, anche tu sei pronto? E ora si parte! Alessia, ti prendo un paio di misure, togliti pure le scarpe, che così prepariamo la bici adatta alla tua altezza. Sali sulla pedana, girate verso di me. Perfetto. Allora, la pressione deve essere quella della sella, più o meno, senza che dia fastidio. Ottima. Ok, come te la senti? Direi che è perfetta. Siamo pronti per partire. Ragazzi, prego. Grazie mille. Buon divertimento. Grazie, sarà fatto. Ecco a voi. Grazie. Ragazzi, buon giro, ci vediamo dopo. Grazie. Grazie mille, ciao. Ciao. Buongiorno, mi scusi, lei è del luogo? Buongiorno, ho la fortuna di vivere e lavorare qui vicino, quindi prego. Che bello. Ma questi laghi sono di origine glaciale, visto che siamo avvolti dalle colline, dalle montagne? Siete preparatissimi, avete letto alla Abbiamo studiato. Avete letto il paesaggio alla perfezione. Infatti l'origine dei laghi, ma anche della vallata in cui si trovano, si intuisce proprio dalla forma della vallata stessa, questa forma morbida scavata da un ghiacciaio che scendeva dalla Valle Pisina a nord di Vittorio Veneto e ha dato la forma a questa vallata. Quando ha iniziato a sciogliersi verso la fine dell'ultima glaciazione, intorno a 19.000 anni fa, ha lasciato dietro di sé questi bacini lacustri. E i laghi sono due, giusto? Esatto, quello che vedete qui è il lago di Santa Maria. Noi adesso siamo nel territorio di Tarzo. Di fronte a noi vediamo la frazione di Santa Maria che appartiene al territorio comunale di Revine Lago. Da quella parte invece verso ovest c'è il lago di Lago o di San Giorgio, sul quale si affaccia appunto la frazione di Lago che appartiene sempre a Revine Lago. E proprio tra i due laghi nel canale delle barche si trova questa casetta. Che serve per il birdwatching, ovvero per avvistare gli uccelli che popolano questo meraviglioso lago. È anche un luogo ricco di storia, da quanto so, da quanto ho letto. Circa 100 anni fa sono emersi i primi reperti, proprio nel 1923, e in questi anni si celebra appunto questo centenario delle prime scoperte. Il primo ritrovamento è stato proprio una spada di bronzo che ha rivelato l'esistenza di un villaggio preistorico, e scavando negli anni 80, negli anni 90, ma anche appunto negli ultimi 3 anni, si è scoperto che il villaggio in realtà ha cominciato ad essere abitato 6.000 anni fa, nel Neolitico. Ed oggi vi porteremo alla scoperta di un meraviglioso percorso ciclopedonale verso i laghi. Ci troviamo infatti ai laghi di Revine, poi passeremo per Cison di Valmarino, poi a Follina, uno dei borghi più belli d'Italia, per terminare a Pieve di Soligo. Ecco, brava Ale che dici te i luoghi perché altrimenti io non me li ricordo. Come al solito. Qui possiamo raccontarvi come si viveva qua sulle rive dei laghi della vallata durante il Neolitico, l'età del rame e l'età del bronzo. Quindi il viaggio che facciamo insieme sarà fra 6.000 e 3.500 anni fa. Le palafitte sono 3 perché in ognuna vi raccontiamo uno dei periodi in cui il territorio era stato abitato, quindi Neolitico, età del rame, età del bronzo. E sono 3 anche per poter raccontare le varie tipologie abitative che sulla base di dati archeologici sappiamo che venivano utilizzate nell'arco alpino in zone umide come questa. La cosa preziosa di ricostruzioni come quelle che vi mostriamo qui è il fatto che sono inserite in un ambiente molto simile a quello nel quale sorgevano anche in preistoria.
Come tutti gli oggetti che potete osservare all'interno delle nostre palafitte, anche questa spada è stata ricostruita utilizzando le stesse tecniche e gli stessi materiali che si utilizzavano in preistoria. L'idea che vogliamo darvi è proprio delle incredibili conoscenze e del livello tecnologico che c'era già al tempo. Ma per quale motivo venivano fatte delle palafitte e non delle case normali? In un territorio come questo, la palafitta è la tipologia di abitazione per sfruttare in un certo senso al massimo il territorio. Riusciamo ad avere una zona coltivata nei terreni attorno ai laghi, la zona più vicina ai laghi, quella più ricca di acqua anche a livello di terreno, poteva essere sfruttata con delle palafitte su terra, come la prima che abbiamo visto, e poi si proseguiva più vicini all'acqua con delle palafitte in zone bonificate e poi con palafitte sospese come quelle in cui ci troviamo. Meraviglioso, anche perché se penso alle montagne sicuramente non mi viene in mente la palafitta. È vero, però nelle montagne ci sono molti laghi, in particolare i laghi alpini, e i nostri antenati avevano trovato il modo di abitare anche in questi territori. Siamo a Castelbrando, un covo di storia. È proprio così, questo castello ha quasi 2000 anni di storia, anche se è legato principalmente alla famiglia Brandolini, ed è questo poi il motivo per cui si chiama Castelbrando, perché Brando è proprio il diminutivo di Brandolini. E la famiglia Brandolini è stata qui per 523 anni, loro arrivano qui a Cison di Valmarina nel 1436, e poi lasciano il castello invece nel 1959. A quel punto, siamo negli anni 60, il castello passa nelle mani dei padri salesiani, che lo trasformano perché da residenza appunto nobiliare diventa un centro spirituale cattolico. La nostra famiglia lo ha acquistato, lo ha restaurato, in 4 anni è stato completamente restaurato. Da dire che nella fase di restauro tutto quello che si poteva recuperare è stato recuperato, quindi dai pavimenti alle finestre, porte eccetera. Lo scalone, vedete che lo scalone è veramente importante, e tutto quello che era possibile salvare è stato salvato. Le armi che vedete nelle pareti dello scalone sono armi originali. Ciao ragazzi, benvenuti. Grazie. Che cosa ci hai preparato di buono? Oggi vi andrò a stupire con una tartare di melone, accompagnata con una mousse di casatella DOP trevigiana, dei petali di casatella, sempre trevigiana DOP, accompagnata con del pane caldo, e una sbriciolata di guanciale disidratato per dargli il punto salato. Buon appetito e a voi l'assaggio. Grazie mille, sembra proprio deliziosa. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti in municipio a Pieve di Soligo. Grazie. Questa è una saletta che noi abbiamo voluto dedicare alla nostra illustre concittadina Toti Dal Monte. Toti Dal Monte, mi dice già qualcosa, però forse è meglio se ci racconta qualcosa di più. Toti Dal Monte è stata la più celebre soprano della prima metà del XX secolo. Originaria di Pieve di Soligo, fin da piccola ha manifestato delle straordinarie doti canore. Papà era anche maestro di musica. Ha debuttato alla Scala a 23 anni e dopo qualche anno Arturo Toscanini l'ha sentita cantare e l'ha voluta per la sua edizione del Rigoletto, che voleva essere un'edizione moderna, più rispettosa dello spartito appunto dell'opera lirica, e da lì è iniziata la sua folgorante carriera. Ha girato il mondo e ha cantato ovunque davanti alle personalità più importanti dell'epoca, da Stalin a Hitler a Mussolini,
ed è stata veramente una donna straordinaria, di una grande modernità, perché appunto ha saputo interpretare non soltanto il melodramma italiano, ma è stata anche attrice di teatro, di film, e una grande amante della vita, soprattutto anche della buona cucina. Perché? Perché i nonni paterni gestivano qui proprio in centro a Pieve di Soligo la famosissima locanda Stella d'Oro, e la nonna era una cuoca meravigliosa. Durante l'estate Antonietta da Mogliano Veneto e poi da Venezia veniva a passare l'estate qui e aiutava la nonna in cucina. Quando è tornata qui a vivere nella sua villa di Barbisanello, negli anni 60 ha conosciuto questo giovane cuoco, Lino Toffolin, che aveva appena iniziato la sua attività. Si sono trovati subito in sintonia e lei è stata quella che ha portato qui a Pieve di Soligo tutti i suoi amici, il bel mondo, le personalità, attori, cantanti. È arrivato addirittura il re Farouk qui a Pieve di Soligo e ha in un certo senso veramente aiutato Lino a farsi un nome nel mondo della cucina e anche a riscoprire appunto la nostra tradizione gastronomica. Qui abbiamo i costumi delle opere che lei ha cantato più spesso, la Lucia di Lammermoor, che è stata appunto replicata 40 volte alla Scala. Lei ha battuto tutti i record di interpretazione di quest'opera, e la Madama Butterfly, che lei ha cantato a chiusura della carriera con grande trasporto e con grande sentimento. Ed ora ci troviamo a Follina, uno dei borghi più belli d'Italia, nonché bandiera arancione del Touring Club. E più precisamente ci troviamo nel chiostro meraviglioso, che è uno dei posti più fotografati. La pioggia ci ha preso alla sprovvista, però alla fine è il bello anche di andare in bicicletta. A volte succedono queste piccole avventure. La puntata di Biciclando per oggi finisce qui, però non finisce il programma, perché ci aspettano ancora tante altre piste ciclabili del Veneto da scoprire ed approfondire insieme a noi.